Una buona giornata, ben trovati. Eccoci in diretta, 12 maggio, siamo reduci nel Veneto con particolare intensità sul fronte occidentale della nostra regione, ma grossi danni si sono registrati anche nel Trevigiano da un'ondata di maltempo che anche questa mattina ha scaricato sul territorio non solo precipitazioni ma anche parecchia grandine. I danni principali, andiamo subito con le immagini a Verona, perché ieri davvero è stato un disastro quello che ha interessato in particolare la città. Qui vedete il tetto scoperchiato di un centro commerciale con tutte le conseguenze. Alle 8 di questa mattina i vigili del fuoco del Veneto davano 90 interventi sul territorio regionale con un focus particolare proprio a Verona, 40 interventi per alberi abbattuti, tetti scoperchiati dal vento e dalla pioggia, colpita anche nelle zone centrali la città, e poi 17 interventi nel Veneziano, soprattutto a San Michele al Tagliamento, Bibione, Caorle e Portogruaro. Più tardi ci collegheremo con il nostro Federico De Ros proprio da Bibione. 14 interventi nel Padovano, 13 nel Trevigiano, 8 nel Vicentino. Come detto, squadre impegnate in particolare nella messa in sicurezza di coperture danneggiate dal vento, prosciugamenti, rimozione di alberi e rami pericolanti. Alle 8 di questa mattina rimanevano da eseguire 25 chiamate relative in particolare a piante e dissesti statici. Per supportare il dispositivo di soccorso veronese nella notte sono state inviate in rinforzo una piattaforma aerea tridimensionale del comando di Rovigo e un'autopompa dal comando di Vicenza, operative a Verona dalle 22 di ieri sera e fino alle 2 di questa mattina. Queste le immagini davvero impressionanti che arrivano da Verona, da dove ci collegheremo tra non molto con i colleghi della redazione di Padova che hanno raggiunto la città scaligera proprio per fare il punto con questa raffica di danni che solo per, lo vedete dalle immagini, solo davvero per un caso fortuito non hanno provocato anche feriti o peggio ancora delle vittime. Questa la situazione dal veronese. Allora vediamo se sono già in collegamento. Eccola qua, la vedo già pronta, la nostra Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto. Nella Marca trevigiana è tornato il bel tempo, il cielo è azzurro alle spalle della collega, ma davvero anche questa mattina l'ennesima grandinata e ieri fenomeni atmosferici che non solo hanno bloccato il traffico ma hanno anche messo in ginocchio diverse aziende agricole. Daniela, a te buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Vi faccio vedere perché sembra davvero una giornata invernale in realtà. Sembra una nevicata, non è una nevicata, vi faccio vedere perché è grandine, 20 minuti di vera e propria tempesta. Noi siamo qua a Meduda nella zona industriale, una delle zone più colpite. E 20 minuti, come vi dicevo, di tempesta, sono state devastate, è stato devastato di tutto. Abbiamo visto un albero che è finito sopra una casa con la signora che ci ha raccontato, è stato tutto in un attimo, neanche il tempo di mettere via la macchina, poi ho visto l'albero cadere, un altro albero che è finito in mezzo alla statale, quindi strada completamente chiusa. Io sono con il sindaco Arnaldo Piton, sindaco qui di Mansoè. Sindaco, questa è la zona industriale ed è una delle zone più colpite. Sì, purtroppo sì, ho ricevuto un sacco di telefonate di stabilimenti perché la forte pioggia copiosa e la grandine hanno praticamente bloccato le grondaie, i tetti, e l'acqua sia da di sopra e sia che da sotto è riempita, hanno avuto diversi danni purtroppo, mi dispiace. Quindi aziende che sono finite praticamente sott'acqua, anche se era grandine. Sì, sott'acqua, perché la grandine mista all'acqua ha fatto in maniera tale da bloccare sia le cavitoie sia le grondaie. Mai vista, ci dicevano i cittadini, una tempesta del genere? Io ho 58 anni, non ho ricordi a Meduna di Livenza aver visto una grandine del genere. Vedere le strade bianche, le avete viste anche voi, la zona industriale, via Bosca del Verdero, via Fossa Mulano, la via che porta anche a Pordenone completamente imbiancate con alberi rotti, era qualcosa di devastante. Ecco, sindaco, si diceva probabilmente chiederete la calamità.
Sì, sentirò dei colleghi anche Cessalto, Chiarano, dei colleghi sindaci che ieri purtroppo hanno avuto quello che ho subito io oggi. Sentiremo le aziende, l'agricoltura, vedevo i vigneti completamente puliti, non c'è una fogliolina su, quindi qua ci saranno diversi danni, credo proprio che ci troveremo per chiedere la calamità naturale. Ecco, ci diceva Sindaco anche un albero caduto in mezzo alla statale oggi. Sì, un albero appunto che con la vigilanza qua e i pompieri di Treviso sono intervenuti, l'abbiamo tolto per questione appunto di sicurezza, la strada ghiacciata, l'albero nella strada poteva essere veramente pericoloso. Mi risulta che non ci sono né feriti né incidenti, questa è la cosa che insomma ci dà un po' di conforto oggi. Certo che dobbiamo abituarci purtroppo a questo tipo di eventi che è sempre più frequente. Ecco, è previsto fra l'altro brutto tempo anche nei prossimi giorni, quindi la gente anche è spaventata. Ci dicevano oggi passando qui per Mansoia abbiamo visto tutta la gente con rastrelli, pale che cercavano di togliere la grandine dai giardini, gli alberi completamente spennacchiati, dobbiamo dire senza foglie, vigneti che sono davvero stati danneggiati in maniera importante, tantissimi vigneti, abbiamo visto agricoltori disperati per questa grandinata. Sindaco, sì, io volevo cogliere anche questa occasione per avvisare i miei cittadini, segnalate i danni che avete avuto nelle abitazioni, nelle aziende, nell'agricoltura, segnalate tutto, mandate delle mail, delle servizio fotografico, in modo che se avremo la possibilità di entrare dentro con appunto calamità naturale e risarcire in qualche maniera, siamo pronti, ma dobbiamo avere documentazioni e segnalazioni ben chiare. ecco, come ti dicevo abbiamo visto addirittura un albero che è caduto addosso ad una casa, una signora anziana era spaventatissima, ha detto ho preso anche paura perché avevo detto a mio marito vai a mettere la macchina dentro e c'è davvero mancato pochissimo perché rimanesse ferito non solo dalla grandine ma anche dall'albero che si è sradicato ed è finito contro la parete della casa. Oggi è andata così, ieri uguale, situazione difficilissima, addirittura una tromba d'aria che ha colpito soprattutto la zona del Villorvese, il distretto di salute mentale ha avuto i maggiori danni. Una situazione difficilissima, si pensava ad oggi a una giornata più calma, invece non lo è stato. Ieri anche tanta grandine un po' dappertutto nella Marca, da Preganziola a Paese e a San Biagio di Callalta. Dunque vediamo il servizio, poi Lina io ti restituisco la linea. 30 secondi è arrivato una tromba d'aria, zona Catena Castrette, dove appunto si è battuto su un albero in un parco giochi. Per fortuna nessuno si è fatto male, nessun danno a persone e a cose, e adesso mi hanno detto che nella zona di Castrette c'è stata anche lì una piccola tromba d'aria, sto andando a vedere. Un pomeriggio da incubo in varie zone della Marca, i danni più ingenti nel Villorvese, nel distretto di salute mentale dell'Ulse 2 in via Silvio Pellico, una tromba d'aria ha sradicato la porta d'ingresso che è stata scaraventata a terra. Ha scagliato appunto la porta, eccola là. Certo che per togliere una porta, voglio dire che aveva un'intensità abbastanza forte. 30 secondi di una vera tromba d'aria. Non solo, ma 4 mezzi in dotazione dell'Ulse 2 sono stati letteralmente bersagliati da pezzi di metallo e ferro che sono volati a causa del forte vento, finendo contro le vetture, mandando in pezzo vetri e danneggiando le carrozzerie. Fortunatamente nessuna persona in quel momento si trovava nel parcheggio. I danni sono ingenti. Nella vicina casa di riposo Marani diversi alberi ad alto fusto sono caduti all'interno del parco. Danni anche alle coperture di alcune abitazioni con tegole spostate o cadute soprattutto a Castrette. In via Boccia del 24 un albero è caduto in un parco pubblico e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuoverlo. Un grosso pino ha rischiato di finire sopra delle vetture. E mia mamma è venuta dalla finestra della cucina e ha detto che era caduto il pino, anche perché mia sorella era andata per spostare la macchina giusta in tempo e l'albero è caduto. Le forti raffiche hanno portato via alcuni tendaggi di aziende nella zona industriale, anche un gazebo è volato finendo contro la parete di una ditta, mentre diversi rami si sono staccati dagli alberi e sono finiti sulle strade. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti in diverse zone, ma il tempo che ha colpito tutta la Marca con pioggia intensa
vento e grandinate in varie località. Colpiti soprattutto i territori di Montebelluna, Signoressa, Drevignano, Paese. A San Biagio una quindicina di minuti di tempesta ha imbiancato il territorio. A Silea e Salgareda campi agricoli devastati, agricoltori disperati, maltempo che in un pomeriggio ha distrutto molte coltivazioni. E questa prima supercella del 2026 ha interessato anche l'Alta Padovana, pioggia e forte vento nel pomeriggio di ieri e anche qui grandinate intense. Intenso fronte temporalesco sul Veneto, con l'Alta Padovana colpita da grandinate sparse, pioggia battente e vento sostenuto. La supercella, che poi ha scaricato una violenta grandinata a terra, ha colpito i territori di Villafranca Padovana, Piazzola sul Brenta, Campodoro e Limena, poco dopo le 17, con strade che si sono ritrovate in pochi minuti ricoperte di ghiaccio. Colpita anche la zona di Campodarsego e Borgorico e l'area a nord del capoluogo. Nessun danno a persone o abitazioni. La preoccupazione maggiore riguarda i campi, in una fase delicata per la crescita di mais, ortaggi, frutta e vigneti. In corso in queste ore le valutazioni con sopralluoghi da parte dei tecnici delle associazioni di categoria. La variabilità dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni, in un mese diventato a rischio. Solo 2 anni fa, il 17 maggio, la rottura dell'argine del Musone a Campo San Piero causò l'allagamento di parte del territorio. Questo dunque il report dall'Alta Padovana della redazione di Padova, grazie anche alle colleghe Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto. Allora noi torneremo a parlare di maltempo tra non molto con i collegamenti dal litorale, Bibbione particolarmente colpito, ma anche da Verona con la nostra Marta Zatta che è andata sul posto, ma prima vi devo dar conto di una notizia di cronaca arrivata da pochissimo. Siamo a Mirano, anche qui i vigili del fuoco impegnati in tutt'altro intervento. C'è una vittima purtroppo, chiedo alla regia di mostrare l'immagine da PC. Dalle 9:15 di stamattina personale del comando di Venezia sta intervenendo a Mirano per un incendio sviluppatosi dopo un'esplosione avvenuta all'interno di un'abitazione al primo piano di un condominio. 7 squadre, 20 unità che stanno operando da Mira e da Mestre insieme ai volontari di Mirano. Il tempestivo intervento non ha potuto evitare il decesso di una persona ritrovata carbonizzata all'interno dell'appartamento e sulle cause stanno lavorando i carabinieri della locale stazione del nucleo scientifico. Se togliamo l'immagine vado a vedere cosa batte l'agenzia ANSA su questo, perché a quanto pare, a proposito del motivo di questo episodio di cronaca, l'agenzia ANSA parla di un uomo morto dopo essersi dato fuoco in seguito a una lite con la moglie alle 9:30, come detto, a Vetrego di Mirano. Il diverbio è scoppiato con la compagna, dopodiché l'uomo fuori di sé ha appiccato le fiamme contro se stesso. A intervenire per primi gli operatori del SUEM 118 che non hanno potuto far altro che constatarne la moglie e avete visto il resto. In preda alla disperazione aveva anche tentato di dare alle fiamme la palazzina a 2 piani dove viveva senza riuscirci. Avete visto poco fa le immagini. Vedremo ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su questa terribile notizia che arriva da Mirano nel proseguo della nostra diretta. Allora, forse approfittando proprio del cattivo tempo e della poca gente in giro che c'era ieri sera col brusco abbassamento delle temperature e soprattutto il tempaccio che si è abbattuto sul Veneto, un soggetto a Bassano del Grappa, dove ci spostiamo adesso, vedo pronta la nostra Vanessa Banzato che è sul posto con Alessandro Costacurta, ha addirittura sradicato un palo della segnaletica stradale sfondando la vetrina di un bar proprio per colpirlo e forse svaligiarlo. Com'è andata, Vanessa? Buongiorno.
Buongiorno a te Lina, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. In realtà non si è ancora capito il perché questo individuo in piena notte abbia prima provato con un sasso a sfondare la vetrina del bar Magia. Ci troviamo in via Quarta Armata, proprio a 2 passi dal centro storico di Bassano del Grappa. Non riuscendoci ha pensato bene di sradicare uno di quei paletti della segnaletica stradale che delimitano appunto i parcheggi, 1 metro di ferro, e con questo ha proprio, vedete, sfondato il vetro senza riuscire però a entrare nel locale. Danni che si aggirano sui 7.000 euro. A dare l'allarme è stato un vicino, un residente, che ha avvertito in piena notte questi forti rumori che arrivavano dalla strada e ha chiamato subito il 112. I militari sono arrivati di lì a poco e hanno fermato un 32enne che vive a Bassano, tra l'altro è una vecchia conoscenza anche delle forze dell'ordine, ed era in completo stato di alterazione, quindi da capire anche se proprio questa alterazione abbia portato l'individuo a compiere questo gesto. Il locale oggi è chiuso non perché oggi sia il turno di chiusura, ma perché la titolare ha deciso, ecco, di tenere chiuso il bar. Tra l'altro l'individuo, il soggetto, avrebbe dichiarato ai carabinieri appena affermato, e poi denunciato appena affermato, che sarebbe stato spinto, istigato da un conoscente a compiere questo gesto. In realtà dalla visione delle telecamere della videosorveglianza che ci sono presenti su tutta la via, i militari hanno appurato che il soggetto ha lavorato completamente da solo. Alla vista dei carabinieri appunto ha cercato di scappare, ma è stato fermato di lì a poco. Non è l'unico episodio simile che si è verificato negli ultimi tempi, perché ricorderete, ce ne siamo occupati anche nei nostri telegiornali, anche in altri locali a ridosso del centro di Bassano ci sono state dei vandalismi, degli atti vandalici che sono stati messi a segno soprattutto in orario notturno, quindi c'è parecchia preoccupazione anche proprio in città dai gestori, dei titolari dei locali, dei bar della città. Per il momento, Lina, da Bassano del Grappa è tutto, ti ricevo la linea. Grazie alla nostra Vanessa Banzato. Noi andiamo avanti con episodi, fatti di cronaca che purtroppo sono balzati alle cronache nazionali. Ci spostiamo a Tarcento perché si fa strada l'ipotesi più drammatica, quella del suicidio. Parliamo della vicenda della mamma scomparsa con i 2 figli adolescenti, i cani. Le lettere lasciate al padre da Sonia Bottacchiari descrivono una situazione di grave sofferenza e inquietudine. Le ricerche sono state prorogate di 1 settimana e il raggio di azione allargato a 20 chilometri. Ricerche prolungate almeno per un'altra settimana, rese difficili in queste ore a causa del maltempo che si è abbattuto violento sul Friuli. Ed è tornata ad operare anche la Protezione Civile di Tarcento. C'è apprensione per la sorte di Sonia Bottacchiari e dei 2 figli adolescenti, con cui è partita dal Piacentino il 20 aprile scorso, recandosi in Friuli per poi far perdere le proprie tracce definitivamente. Il ritrovamento di 2 lettere a casa del padre della donna hanno aperto il campo alle ipotesi più drammatiche. Si fa strada quella del suicidio. I messaggi lasciati nero su bianco, non datati, raccontano di una donna in grave stato di sofferenza e inquietudine. La Procura di Piacenza conferma passaggi molto delicati, intimi e preoccupanti. La procuratrice Grazia Pradella parla di indagini difficili e situazione poco chiara. I telefoni cellulari di tutti sembra siano stati disattivati contemporaneamente. Le forze finora messe in campo dai Vigili del Fuoco e Carabinieri, con il supporto di Forestale ed ora di nuovo la Protezione Civile, non hanno dato riscontri, ma si continua a cercare. I cani molecolari non hanno fiutato traccia del passaggio nei sentieri e nei boschi battuti dai soccorritori. A rendere difficile ipotizzare un itinerario anche l'assenza di immagini delle telecamere installate nel parco e nel parcheggio adiacente al palazzetto dello sport, a poche decine di metri da dove è stata trovata l'auto. Le telecamere ci sono, ma i file si sovrascrivono dopo 1 settimana. Il materiale raccolto dunque non è servito a fornire elementi. La Procura di Bologna invece ha aperto un'integrazione d'indagine sul suicidio di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, avvenuto lo scorso gennaio. I magistrati intendono chiarire le circostanze del decesso, preceduto da una chiamata urgente al legale per escludere collegamenti con la nuova inchiesta
sulle stragi degli anni 90. Saranno acquisiti gli atti dal Friuli e ascoltati i familiari, mentre si attendono i rilievi del RIS sui reperti dell'epoca. L'obiettivo è determinare se il gesto sia legato a motivi strettamente personali o alla pressione delle indagini in corso. E torniamo anche sulla tragedia di Sedico nel Bellunese. Continuano gli accertamenti degli inquirenti sulla morte del bimbo di 6 anni travolto dal muletto che stava conducendo il papà. È attesa la data, anche la fissazione della data dei funerali del piccolo Lucas. Sedico, c'è una calma e un silenzio irreali attorno al piazzale dove venerdì pomeriggio ha perso la vita il piccolo Lucas De Marca e dove ora mazzi di fiori bianchi lo ricordano. Il muletto che il padre Gabriele stava guidando e che lo ha ucciso è sempre nel piazzale dell'azienda di famiglia, posto sotto sequestro da magistratura e Spisal. Da ricostruire da parte della questura che si occupa delle indagini la dinamica. Lucas era vicino al muletto o era sopra ed è caduto? Il corpo del piccolo è custodito nell'obitorio del San Martino di Belluno, in attesa di capire se sarà ritenuta necessaria l'autopsia o se sarà considerato sufficiente quanto dichiarato dal medico che ne ha certificato la morte venerdì sera. Solo dopo potrà essere decisa la data per il suo funerale. Il padre dovrà essere risentito non appena le sue condizioni psicofisiche lo permetteranno. Ora lui, come la mamma Jennifer, la famiglia e anche i compagni di scuola sono assistiti dagli psicologi messi a disposizione dall'ULT 1 Dolomiti. Per Gabriele De Marca si prospetta come capo di imputazione l'omicidio colposo, con le aggravanti dovute al fatto che il bambino si trovava in un luogo dove non poteva stare. Verso le 17:30 il padre era andato a prenderlo al Palaskating di Sedico, dopo la lezione di judo presso la società sportiva Duoshin Dojo e prima di tornare a casa per la cena erano passati alla De Marca Meccanica in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Diverse le iniziative che si stanno pensando in sua memoria, tra le tante proprio una da parte della Duoshin Dojo che vorrebbe intitolargli una gara nazionale dello sport tanto amato dal piccolo Lucas. La cronaca, il maltempo e poi l'altra notizia shock di ieri, l'annuncio di Electrolux di ben 1700 esuberi sul territorio italiano, licenziamenti shock col ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha convocato per lunedì 25 maggio alle 15 il tavolo sulla vertenza Electrolux alla luce di questo piano di riorganizzazione industriale che di fatto taglierebbe quasi il 40% della forza lavoro negli stabilimenti italiani. Non è ancora chiaro in che misura e dove. Sapete che il nostro territorio è interessato dalla presenza di Susegana e Porcia. All'incontro saranno presenti i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali insieme ai rappresentanti delle regioni in cui hanno sede gli stabilimenti, vale a dire Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. E questa mattina a Susegana è scattato il previsto sciopero di 8 ore indetto dai sindacati in presidio di fronte all'azienda. Sentiamoli. Già dall'alba di oggi i lavoratori insieme all'RSU si sono presentati ai tornelli per bloccare quello che può essere l'accesso al sito produttivo. Siamo qui davanti ai cancelli dell'Electrolux, fortissima preoccupazione per l'ennesima crisi. Qui numeri altissimi di esuberi proposti dall'azienda, si parla di 1700 su 4500 e quindi la preoccupazione è tantissima. È una proposta dell'azienda inaccettabile. È una comunicazione che bisogna rimandare assolutamente al mittente perché non si può continuare con queste crisi. Viviamo un territorio trevigiano sempre più povero a causa di queste crisi, un settore manufatturiero che continua a perdere dei pezzi importantissimi. Dobbiamo assolutamente lavorare per mettere in campo nuovi investimenti per migliorare la produzione e rilanciare tutto il settore manufatturiero, altrimenti rischieremo di impoverire ancora di più il territorio e la qualità di vita delle persone. Un abbandono di una grossa fetta industriale dell'elettrodomestico noi non lo consentiremo e continueremo con le iniziative di lotta.
Siamo lì con i nostri colleghi naturalmente a Susegana, un'ampia pagina anche nel corso del telegiornale di questa sera, e poi naturalmente seguiremo il proseguo di questa vertenza che rischia davvero di mettere in difficoltà tante famiglie. Siamo all'antivirus, altro tema che sta attirando l'attenzione a livello globale. È negativo al test il medico sudafricano che si trova attualmente in isolamento in un albergo di Padova. A diffondere la notizia Maria Rosaria Campitiello, che è direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute. I 4 passeggeri sono asintomatici, sono in sorveglianza attiva e sono in isolamento fiduciario. Le do una notizia, che tra l'altro siete i primi a saperlo perché è di ieri sera tardi. Un paziente, che è quello veneto, ha effettuato il test ed è negativo. Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare. È ospite della trasmissione Radio Anch'io Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, quando diffonde la notizia. Negativo al test dell'antivirus. I prelievi sono stati effettuati ieri mattina. Il medico sudafricano in isolamento in un albergo della città. Ieri mattina l'uomo era stato sottoposto a 2 test, il PCR, proteina C reattiva, e un test sierologico utile a rilevare gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta a un'eventuale infezione da antivirus. Il risultato è rassicurante, anche se non è escluso che ci sia una positivizzazione successiva, lo ribadiscono i sanitari. Agli operatori dell'ULSS 6 che lo stanno seguendo, il medico avrebbe riferito di non aver neppure visto la donna olandese, poi deceduta in Sudafrica, moglie del paziente zero, che per pochi minuti era salita a bordo del volo della KLM diretto ad Amsterdam con scalo a Roma lo scorso 26 aprile. Con lui altri 3 passeggeri, 2 marittimi, uno calabro e l'altro campano, e una donna straniera che si trova in isolamento in provincia di Firenze. Il 9 maggio l'avvio della quarantena in hotel. Data la situazione clinica non è escluso il suo rimpatrio. Intanto ieri sera il Ministero della Salute ha diffuso una circolare in cui si ricordano le misure di prevenzione esistenti e si prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti ad alto rischio e l'automonitoraggio passivo per quelli a basso rischio. Nel frattempo è stato completato a Tenerife lo sbarco dei passeggeri della MV Ondius e la nave è in navigazione verso Rotterdam. 10 in totale le persone contagiate sull'imbarcazione. Ai 7 casi conosciuti, all'interno dei quali ci sono le 3 vittime, si sono aggiunte una donna francese ricoverata in terapia intensiva, un cittadino statunitense e uno spagnolo, entrambi asintomatici. A scuotere la politica il caso che riguarda il ministro Giuli, ministro della Cultura, che ha tagliato 2 figure apicali del suo staff. Secondo Fratelli d'Italia si tratterebbe di un normale avvicendamento, mentre per l'opposizione il licenziamento avrebbe a che fare con i contributi tanto discussi negati al docufilm sulla vicenda di Giulio Regeni. La promessa già in parte mantenuta di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l'opacità e l'imperizia. Mai più. Quel mai più e la promessa di mettere ordine suonavano come un avviso di resa dei conti imminente. A distanza di una settimana dalle dichiarazioni del ministro Giuli in Quirinale davanti ai candidati italiani, ai David di Donatello, la resa dei conti è arrivata. Ma non è chiaro se sia dovuta solo al caso dei contributi negati al docufilm su Regeni oppure ad una riflessione più ampia che abbraccia il licenziamento di Beatrice Venezzi dalla Fenice e le liti con la Biennale sul padiglione della Russia e ancora le faide interne a Fratelli d'Italia che nulla hanno a che vedere con la cultura, che in tal caso sarebbe solo strumento per togliersi i cosiddetti sassolini dalla scarpa. L'unica certezza è che cadono 2 teste apicali dello staff del ministro. Fratelli d'Italia parla di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni calcano la mano sui dissidi interni al principale partito di governo, faide che rientrerebbero ancora nel solco delle epurazioni post sconfitta al referendum.
La famiglia di Regeni preferisce non commentare. Ad essere licenziati sono Emanuele Merlino, a capo della segreteria tecnica del Ministero, ritenuto responsabile di non aver vigilato sulla vicenda del documentario, scartato dall'elenco delle produzioni beneficiarie di contributi pubblici, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del Ministro. Ma in questo caso il provvedimento non avrebbe nulla a che vedere con il caso Regeni. Si tratterebbe di questioni legate alla mancata partecipazione ad una missione a New York, in cui la Proietti avrebbe perso l'aereo non presentandosi alla partenza. Tuttavia, trapela che la stessa Proietti sarebbe finita nel tritacarne anche per non aver avvisato il ministro Giuli, pur essendo a conoscenza di quanto stava avvenendo nella distribuzione dei finanziamenti negati al docufilm sul ricercatore di Fiumicello Villa Vicentina. E rimaniamo a Trieste con una notizia battuta poco fa dalle agenzie. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso Una Bomber. L'inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla Procura di Trieste, lo ha reso noto all'ANSA il difensore di Elvo Zornita, Maurizio Paniz, precisando che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta senza declaratoria di prescrizione. La Procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornita e altri 10 indagati dopo l'esito della superperizia genetica discussa, lo ricorderete, a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati. Questa è la notizia dunque che arriva da Trieste. Allora adesso noi ci spostiamo a Bibbione, siamo a San Michele al Tagliamento, parliamo di nuovo di maltempo perché anche il litorale è stato gravemente danneggiato dalle ondate di precipitazioni, ma forte vento che si sono abbattute nelle scorse ore. Dovremmo avere pronto il nostro Federico De Ros sul posto con Michele Zanette. Federico, a te, vediamo già degli alberi abbattuti alle tue spalle. Sì, buongiorno Lina e ben ritrovati. Siamo a Bibbione Pineda, come potete vedere dalle immagini lo scenario parla davvero da sé. Al momento a Bibbione è uscito il sole, però l'umore da parte dei turisti e dagli operatori che lavorano qui lungo la via è davvero a terra. Una violenta perturbazione che si è abbattuta proprio sul litorale veneto ieri sera intorno alle 19, caratterizzata proprio da una potentissima tromba d'aria. Come potete vedere dalle immagini, queste sono davvero impressionanti. Guardate anche questo albero, tutte le radici, la grandezza proprio del diametro completamente sradicato al suolo. Qui siamo praticamente all'altezza dell'hotel Iki, il quale poi ha avuto anche diverse criticità proprio con la tromba d'aria che, da quanto ci hanno raccontato poi le stesse persone, la titolare dell'hotel, è entrata addirittura la tromba d'aria all'interno dell'hotel con il vortice per poi fuoriuscire praticamente smantellando la veranda, portando via con sé tantissimi tavolini con le sedie, addirittura rompendo dei vetri. Però diciamo che c'è molto di più. Questo che vedete in mano è praticamente un pezzo di polistirolo che è precipitato ed è caduto, è stato portato via proprio dal vento, dalla tromba d'aria sopra a uno di questi tetti che adesso vi mostreremo portandoci da questo lato. Tanti gli alberi sradicati, tanti i tetti scoperchiati, tante le antenne anche completamente addirittura alcune divelte, alcune storte, però i danni sono davvero ingenti. Poi magari ci sposteremo anche dall'altro lato per farvi vedere addirittura degli alberi che sono precipitati e caduti addirittura a ridosso di un condominio. Però se ci spostiamo proprio qui sulla destra con Michele Zanette vi facciamo vedere proprio qual è la situazione reale
reale che sta vivendo Bibione Pineta. Quello che vedete proprio sulla sinistra sono pezzi di grondaia completamente caduti dal tetto. Guardate proprio la grandezza e anche il peso di ognuno di loro, che adesso sono stati accatastati qui, però erano sparsi lungo le varie careggiate e intersezioni della zona, per poi spostarci da questo lato. Vedete proprio sulla sinistra pezzi di tetto tutti accatastati dagli stessi proprietari degli appartamenti al lavoro da ieri sera. Abbiamo parlato in particolare prima con uno che è arrivato proprio da Padova, chiamato proprio intorno alle 10 per vedere con i propri occhi quale fosse la situazione. Tante le squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e anche della stessa polizia locale che sta facendo tutti i rilievi nella zona per capire anche la quantità dei danni. E poi guardate qui proprio sulla destra un albero di una villetta completamente sradicato al suolo. Anche qui abbiamo parlato prima con il titolare, che ha parlato di una vera e propria tragedia sfiorata. Fortunatamente non era in casa, però potete vedere dalle immagini anche da questo lato qui la veranda, questo punto diciamo esterno della palazzina completamente andato distrutto. Prima di farvi vedere magari questo lato ritornerei proprio qui, Michele, per farvi vedere anche l'albero effettivamente di quanto non ha centrato in pieno anche la villetta che l'avrebbe potuta distruggere, per poi proseguire anche da questo lato, che come potete vedere ci sono ancora una volta pezzi di tetto completamente scoperchiati, il famoso polistirolo che era attaccato, perché come potete vedere qua dalle immagini è stato addirittura staccato proprio dalle parti che coprivano il tetto, pezzi di grondaia, ancora una volta una veranda, un punto esterno dell'abitazione andato distrutto e ancora una volta di qua legna sempre di più accatastata e ancora una volta sempre da questo lato pezzi di grondaia che sono stati divelti e sradicati e addirittura su nel tetto un pezzo di grondaia pericolante. Quindi diciamo che questa linea è un po' la situazione e il risveglio che hanno avuto i residenti e i turisti proprio di Bibione Pineda, che stanno continuando a lavorare e a fare purtroppo in queste ore la conta di tutti i danni. Per il momento da Bibione è tutto, a te in studio. Grazie a Federico De Rossi, a Michele Zanetti. Avete visto davvero la devastazione. Poi a Bibione ci sono senza dubbio anche molte seconde case con proprietari che non erano presenti. Davvero tantissimo lavoro da fare, tanti danni. Vedremo anche quali saranno le decisioni prese dalla Regione per l'eventuale richiesta di stati di emergenza o calamità. Sentiremo più tardi le decisioni del Presidente Stefani in questo senso. Certamente ci sono parecchi danni da conteggiare. Allora, noi dovremmo essere quasi in grado di andare su un altro fronte, quello che ha patito davvero i danni più consistenti. Eccola qua, la nostra Marta Zatta, siamo a Verona, vedo che sei di fronte al centro commerciale che davvero è stato devastato da una sorta di tromba d'aria, immagini impressionanti che rivedremo e che abbiamo mostrato all'inizio di questa nostra diretta. Marta, a te com'è la situazione al momento? Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, come dicevi tu, il centro commerciale Adigeo alle nostre spalle di fatto ieri è stato colpito duramente dal maltempo, che ricordiamo si è scagliato con un'estrema violenza alle 6 a Verona. È durato veramente pochissimo, 10 minuti, ma ha creato di fatto il panico con numerosi interventi anche da parte dei vigili del fuoco. Ma rimaniamo prima qui proprio all'Adigeo. Sono infatti in compagnia con Fornasier Fabio, che è Air Center Manager e direttore del centro commerciale. Sono circolati appunto questi video che facevano vedere le porte completamente staccate dal vento. Infatti ci sono state delle raffiche di vento veramente fortissime, però fortunatamente, direttore, non ci sono stati feriti e, come possiamo vedere anche dalle immagini di Cristian Roque Allende, le porte sono già state sostituite.
Sì, buongiorno. In effetti ieri verso le 6 si è scatenata un violento temporale anche sul nostro edificio. Ci sono stati alcuni danni temporanei, in particolar modo alle porte che sono state scordinate, ma i nostri tecnici sono intervenuti prontamente. Il centro è stato sempre fruibile già da subito, già ieri sera, a maggior ragione oggi. E fortunatamente, lo ripetiamo, non ci sono stati feriti e voi avete prontamente provveduto insomma a sistemare tutto. Sì, questa è la priorità ovviamente, non ci sono stati danni né a persone né a cose, tutto regolare. Solo un gran spavento, ecco. Sì, ci siamo spaventati ovviamente noi, i nostri operatori, i clienti, ma al di là dello spavento nessun problema. Ecco, meno male, diciamo così. Invece ci sono stati diversi interventi anche da parte dei vigili del fuoco, non nel centro di Verona e non solo, anche nella provincia, perché appunto lo dicevamo, sono stati veramente minuti anzi concitati, che hanno di fatto creato veramente un disastro. Io sono in compagnia anche di Rodolfo Ridolfi, che è un funzionario tecnico antincendio dei vigili del fuoco di Verona. Allora, insomma, più di 40 interventi tra la serata di ieri e tuttora, insomma, state lavorando. Finora sono 55 gli interventi sviluppati dai vigili del fuoco. Nel momento clou erano 10 squadre operative al lavoro e abbiamo ancora 32 richieste in coda. Sono in fase di esaurimento da parte delle 4 squadre che attualmente stanno operando. C'è stato supporto anche da parte delle province limitrofe, è arrivata una squadra da Vicenza e un supporto anche da Rovigo, per poter fronteggiare quella situazione che si è creata dopo i pochi minuti di maltempo. Dove sono stati registrati i danni maggiori? In città, nei vari quartieri, questo soprattutto in quartiere di Borgo Roma ha avuto i danni maggiori, ma un po' tutta la città è stata colpita da questa combinazione di pioggia e vento. E sono stati registrati feriti? Da parte nostra no, durante i nostri interventi non abbiamo registrato feriti, per fortuna. Ci sono state anche situazioni pesanti, nel senso di tetti scoperchiati, danni ingenti, non solo alberi caduti sulle varie vetture, che ovviamente ci fanno correre perché non sappiamo mai se all'interno delle vetture ci sono occupanti o meno, quindi sono situazioni che vanno attenzionate. E ci sono magari delle zone, delle aree adesso al momento bloccate dove i cittadini non possono circolare o passare? Al momento non vengono segnalate particolari criticità, ci sono ancora qualche zona transennata, ma per ridotta viabilità, nel senso che sono stati dei restringimenti ma non dei blocchi. E quante unità sono state impegnate da parte vostra dei vigili del fuoco? Quante persone sono al lavoro, insomma, per garantire anche la sicurezza ai cittadini? Stanotte erano 80 i vigili del fuoco impegnati sul campo, adesso chiaramente le forze sono un po' ridotte perché il numero di interventi è minore e si sta risolvendo la situazione. Ecco, io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi, al quale auguro anche buon lavoro. Lina, se non hai domande io ti restituisco la linea. Marta, buon lavoro, perché il territorio è ampio, sicuramente da monitorare in questo momento per le conseguenze dell'ondata violentissima di maltempo che davvero ha messo in ginocchio ieri pomeriggio la città di Verona. Noi ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, torneremo subito con altra cronaca, ce n'è parecchia dalle nostre province, a tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, ben trovati, prima edizione di Antenna 3, ampia pagina sul maltempo ma anche sui fatti di cronaca, la terribile fine di un uomo di Mirano che si è dato fuoco a quanto pare dopo una lite con la moglie, tentando di incendiare l'intera palazzina. Poi c'è il fronte dell'avvertenza Electrolux con lo sciopero in corso negli stabilimenti del colosso svedese degli elettrodomestici, che proprio ieri a Mestre ha annunciato tagli per 1700 posti di lavoro, quindi una situazione drammatica.
Noi dalla cronaca ripartiamo da Treviso perché sono in corso le indagini per cercare di risalire all'identità dei banditi con il volto coperto da passamontagna che hanno compiuto una rapina in villa nel quartiere di Selvana a Treviso, immobilizzando gli anziani proprietari e ingaggiando una colluttazione con la figlia. Il bottino ammonta a decine di migliaia di euro e su questo sta indagando la squadra mobile. Potrei stare meglio dicendo la verità. Ancora un po' scosso, però passerà. Lo shock di ritrovarsi in casa in piena notte 3 sconosciuti col passamontagna. Ezio Colombo, 80 anni, imprenditore, racconta quello che tra venerdì e sabato scorsi lui, la moglie Priscilla Mazzoli, 71 anni, architetto, e la figlia Olimpia, medico oculista di 33 anni, hanno dovuto affrontare nella loro abitazione di Via degli Alpini a Selvana. Mezzanotte e mezza, banditi, forse dell'est Europa, entrati da una finestra. Si sono trovati a mezzanotte con queste persone dentro casa. Mia moglie era ancora alzata, stava finendo di lavare i piatti o roba del genere, e si è trovato un individuo vicino e gli ha detto: scusi, ma lei chi è? E questo gli ha detto: siamo carabinieri. E lei gli ha detto: no, voi non siete carabinieri, avevano il passamontagna, voi non siete carabinieri. E gli ha lanciato contro una sedia, dopodiché è stata presa, immobilizzata. Il cane di casa è stato chiuso in bagno perché non abbaiasse. Colombo era al piano di sopra e da lì ha sentito le grida della moglie. Io ero a letto, ho avuto una di queste persone sempre attaccata a me, non voleva lasciarmi muovere, non voleva che lasciassi niente. E dopo ha cominciato a rovistare dappertutto, cercavano le casseforti e non le hanno trovate perché erano vuote, in quanto avevamo già avuto un furto un paio d'anni fa e non sono più state ripristinate perché erano state aperte col flessibile. Stai tranquillo, non ti succede niente, continuava a ripetergli il bandito, essendo l'anziano cardiopatico. Ma i primi a essere agitati, racconta lo stesso Colombo, erano proprio i rapinatori, gente che di quella casa sapeva fin troppo, era al corrente anche dell'esistenza di una seconda cassaforte. La figlia, rientrando, si è trovata davanti i 3, ha tentato di reagire mordendo la mano di uno di loro, rimettendoci un dente e rimediando un pugno in volto. Per lei 20 giorni di prognosi. Fisicamente bene, non è successo fortunatamente niente di grave. Quando i banditi, forse attesi all'esterno da un quarto soggetto, se ne sono andati, la famiglia ha allertato il 113. Ingente il bottino, gioielli di famiglia, orologi per decine di migliaia di euro. La polizia ha effettuato rilievi, raccolto testimonianze, al vaglio della squadra mobile i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel quartiere c'è inquietudine e incredulità. Io a mezzanotte ero fuori col cane, abito nei condomini in fondo alla via, quindi sì, sono persone anziane, conosco perché conoscevo la figlia da piccola, è un duro colpo, ecco, quando qualcuno ti entra in casa, soprattutto in questo modo qui. C'è anche un controllo di quartiere per quello che funziona e non so quanto funzioni insomma in realtà, perché fa paura quando c'è gente in casa e che quindi possono essere intanto il trauma psicologico e il rischio magari invece anche di essere pestati o di essere, quindi è una cosa che non può lasciare indifferenti, ecco. Più di mettere l'allarme, chiudere bene la casa, non lo so, fidarsi meno. Episodio che preoccupa, ha commentato il sindaco di Treviso Mario Conte in merito a questo assalto in villa. Il primo cittadino ha chiesto un incontro urgente al prefetto per rafforzare i controlli, ma il problema, ribadisce, sta sempre nella mancata certezza della pena. Sono episodi che lasciano davvero l'amaro in bocca, lasciano molta preoccupazione e paura, perché viene tolta la serenità ai cittadini all'interno delle loro case. Proprio alla luce di quanto è successo, questa mattina mi sono sentito col prefetto, ho chiesto un appuntamento urgente per quanto è successo a Selvana, per quanto è successo a San Zeno. Insomma, è fondamentale rafforzare i controlli nel nostro territorio. Se serve a più mani scriveremo anche al Ministero proprio per chiedere di rafforzare gli organici delle forze dell'ordine.
Amareggiato e solidale con le vittime di un episodio di violenza che lascia paura e sconcerto. Il sindaco è altrettanto fermo nel chiedere un incontro col prefetto, aumenti dei presidi delle forze dell'ordine, ma soprattutto torna a ribadire che la certezza della pena è l'unico deterrente possibile per questi delinquenti. Dobbiamo reagire in modo forte a queste situazioni perché sono assolutamente inaccettabili, intollerabili, gravissime, e dopodiché io torno sempre sul tema della certezza della pena. Evidentemente se questi delinquenti scelgono il paese Italia per delinquere è perché sono consapevoli che le conseguenze per loro non sono poi così gravi. Si sfoga a più riprese il primo cittadino, evidentemente al limite. È una questione che va assolutamente risolta con leggi severe e con la certezza della pena. Cioè chi delinque in Italia deve avere la certezza che marcirà in galera, e così purtroppo oggi non è, e queste sono le conseguenze. Torna anche sull'episodio avvenuto domenica in zona Chiesa Votiva, dove 2 nigeriani si sono scontrati a colpi di cacciavite, provocando un ferito. È impossibile presidiare in contemporanea ogni minuto della giornata, ogni angolo della città. È altrettanto vero che i responsabili di questi episodi, italiani o stranieri che siano, devono capire che si trovano sul posto sbagliato. Proprio nel quartiere della Chiesa Votiva i cittadini si sono mobilitati per passeggiate serali di riappropriazione degli spazi, iniziativa che il sindaco sostiene e incoraggia. Spero che iniziative come queste, che hanno questo obiettivo, quello di riappropriarsi dei luoghi, vengano prese come ispirazione e anche incrementate. Io sono a disposizione sia per fare allenamenti, sia per fare chiacchierate, sia per fare passeggiate, purché usciamo di casa e non ci facciamo fermare dalla paura. Mi hanno aggredito e picchiato in stazione a Treviso. La denuncia ai carabinieri è il post di Mauro Marin, l'ex concorrente trevigiano del Grande Fratello, che su Facebook ha mostrato le ferite riportate nell'aggressione. Il fatto è accaduto nella tarda serata di sabato, come racconta lo stesso Marin nella denuncia ai militari. L'ex Grande Fratello ha chiesto una sigaretta a 2 cittadini magrebini che per tutta risposta, stando alla denuncia, lo hanno aggredito colpendolo con una bottiglia e una cinghia. Per lui 5 giorni di prognosi in ospedale. Nel Padovano adesso con il raid vandalico all'ex casa di cura Breda di Ponte di Brenta, 3 giovani, 2 diciottenni, un ventenne si sono introdotti all'interno dello stabile abbandonato e hanno seminato il panico. Incendi, fumo nei corridoi, letti e barelle scaraventati dalle scale. È lo scenario trovato dalla Polizia di Stato nell'ex casa di cura Breda, a Ponte di Brenta, a Padova, dove 3 giovani padovani, 2 diciottenni e un ventenne, sono stati sorpresi all'interno della struttura abbandonata dopo un raid vandalico. L'intervento è scattato in via Chilesotti dopo la segnalazione del custode che aveva notato un'intrusione abusiva e la presenza di una persona sul tetto dello stabile. Le volanti della questura hanno raggiunto il complesso e durante la perlustrazione hanno trovato i locali invasi dal fumo, causato anche dall'utilizzo di estintori azionati dai ragazzi dopo alcuni roghi appiccati con arredi presenti nell'edificio. Gli agenti hanno individuato i 3 vandali nascosti all'interno della struttura. Uno era accovacciato dentro un mobile, gli altri 2 si erano chiusi in un armadio nel tentativo di sfuggire ai controlli. Dai successivi accertamenti sono emersi numerosi danneggiamenti: centraline elettriche divelte, plafoniere distrutte, bagni vandalizzati e sedie per deambulazione lanciate nel vano scale. I 3 sono stati accompagnati in questura e denunciati alla Procura di Padova per danneggiamento aggravato. Per uno dei 2 diciottenni, già aggravato da precedenti, il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto anche la misura di prevenzione della visorale. E poi c'è un altro episodio: botte, minacce, furti a ripetizione, e così per una ragazza di 16 anni, siamo sempre a Padova, è scattato il Daspo Willy. A 16 anni ha già una lunga serie di denunce a suo carico per furti, lesioni personali, minacce e altri episodi di bullismo compiuti nella zona della stazione di Padova, delle piazze e perfino a Piove di Sacco, dove lo scorso ottobre ha picchiato con calci e pugni un venditore ambulante bengalese invalido per rubargli dei fiori. Lasciato dolorante su una panchina, la 16enne l'ha picchiato di nuovo pochi minuti dopo, quando l'ha nuovamente incontrato per strada. E così il questore ha disposto nei confronti di questa giovane marocchina 2 provvedimenti di Daspo Willy che le vietano per 3 anni di avvicinarsi a tutti i locali pubblici della stazione, di Corso del Popolo e delle piazze. Lo stesso provvedimento che era stato preso nei suoi confronti alcuni mesi fa per vari episodi di furti, ad esempio profumi per centinaia di euro in un negozio del centro, e di bullismo, come quando ha aggredito senza motivo una coetanea, finita poi al pronto soccorso a calci e pugni in un bar della stazione.
Da gennaio sono così salite a 25 le misure di prevenzione personale tra Daspo Willy, Daspo fuori contesto e avvisi orali nei confronti di minorenni socialmente pericolosi, tra episodi di bullismo, movida violenta, minacce, furti e rapine. E a proposito di furti, parliamo del provvedimento preso dai carabinieri nei confronti di un individuo nel Trevigiano. Furti ne ha commessi parecchi anche in passato e ora questo soggetto è accusato di averne messi a segno una nuova serie. A incastrarlo le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nella sua abitazione è recuperata una parte di refurtiva. Circoli sportivi, negozi, ristoranti, furti messi a segno senza una logica, ma tutti tra Preganziolo e Mogliano Veneto. Poi il cerchio si è stretto attorno al responsabile e i carabinieri l'hanno individuato. Ora il 29enne di origine brasiliana, già noto alle forze dell'ordine, è denunciato a piede libero. Nel periodo tra aprile e maggio ha messo a segno una serie di colpi in danno di polisportive, soprattutto nel comune di Preganziolo e di Mogliano. Si è arrivati a lui grazie all'esame delle videosorveglianze comunali e private, quindi che avevano ritratto un po' il giovane che si aggirava nelle zone immediatamente prima e dopo aver commesso i colpi. L'uomo, residente a Preganziolo, è ritenuto responsabile di numerosi episodi, visti gravi indizi nei suoi confronti, in particolare del furto di un registratore di cassa dalle piscine di Preganziolo, capi d'abbigliamento sportivo alla Polisportiva Moglianese, 2 telefoni cellulari alla Polisportiva Terraglio di Mestre, circa 100 euro e alcune bottiglie di liquore nella sede del Mogliano Veneto Rugby, nonché di circa 100 euro dalla casetta del latte e dal circolo anziani di Preganziolo. Inoltre gli sono addebitati una serie di tentati furti, ai danni tra l'altro della farmacia Ventura di Mogliano Veneto e della pizzeria Quelli Giusti di Preganziolo. Abbiamo trovato un po' di abbigliamento sportivo, chiaramente il fondo cassa, quindi alcuni soldi contanti che riguardavano il fondo cassa di queste polisportive, e in più abbiamo addebitato a lui anche 3 tentativi fatti in alcune attività commerciali sempre tra Preganziolo e Mogliano Veneto. Vi abbiamo dato la notizia poco fa da Mirano di un fatto di cronaca davvero terribile, un uomo che si è dato fuoco a quanto pare dopo una lite con la moglie, ha cercato anche di appiccare un incendio alla palazzina in cui abita. Allora siamo in diretta proprio da Mirano con Ilaria Marchiori che è sul posto per raccogliere informazioni su questo episodio davvero terribile. Ilaria, a te. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui in via Sartori a Vetrego di Mirano, poco distante dall'uscita dell'autostrada. Come vedete alle mie spalle la palazzina dove questa mattina un uomo intorno alle 9:30 si è dato fuoco all'interno dell'appartamento in cui viveva. Ha aspettato che tutti uscissero, dunque la compagna e i 2 figli, dopodiché si è dato fuoco. Ancora da verificare i motivi di questo suo gesto. Ci stanno lavorando i carabinieri che, come vedete, sono qui sul posto insieme ai vigili del fuoco che sono arrivati con ben 7 squadre provenienti da Mira e Mestre per circa 20 unità integrate alla squadra di volontari di Mirano, che sono coordinate anche dal funzionario di guardia. Qui c'è anche il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, che più tardi probabilmente incontreremo per avere anche una sua dichiarazione. Sembrerebbe, come hai anticipato anche tu Lina, che avesse tentato, fortunatamente a questo punto senza successo, di appiccare un incendio anche all'appartamento all'appartamento accanto al suo, ma queste ipotesi, ci hanno detto i carabinieri, sono ancora tutte da verificare. In questo momento, come vedete, i vigili del fuoco stanno lavorando.
e gli altri vicini di casa sono stati fatti evacuare per sicurezza, nessun altro è rimasto ferito, quindi in questo momento stanno lavorando. Per l'uomo naturalmente non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, dei vigili del fuoco e anche poi dell'ambulanza del SUEM 118 sul posto, perché quando sono arrivati era già carbonizzato. Al momento queste le informazioni che vi possiamo fornire in merito a questa tragedia avvenuta qui in via Sartori a Vetrego di Mirano. Se avremo altre notizie vi chiederemo la linea quanto prima. Per il momento da Vetrego è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ai colleghi di Venezia per questo focus su questo episodio di cronaca davvero sconcertante. Noi ci fermiamo, chiedo cortesemente alla regia Simone Merlo, Marco Gagliazzo oggi per la parte tecnica di andare in pubblicità. Dopo lo stacco parleremo di infermieri, una professione, lo sappiamo, molto delicata che sempre meno persone scelgono, infatti c'è una carenza di organici consistente. Oggi è la giornata internazionale dedicata agli infermieri, faremo il punto sulla categoria. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la nostra prima edizione di oggi. Allora, come vi anticipavo prima dello stacco pubblicitario, 12 maggio, giornata internazionale dell'infermiere. E allora io saluto e ringrazio, perché è collegato da remoto con noi Guerrino Silvestrini, che è referente regionale del sindacato Nursing Up, che tutela appunto proprio, rappresenta gli infermieri, una categoria Silvestrini, buongiorno, sempre più preziosa. Buongiorno a lei. E anche però con tutta una serie di problematiche che deve affrontare ogni giorno, a cominciare da organici scarsi e molto altro. Che punto facciamo sullo stato della categoria in questa giornata che è dedicata proprio agli infermieri? Intanto innanzitutto siamo qua per festeggiare gli infermieri in questa giornata, anche se effettivamente non c'è troppo da festeggiare, perché la situazione della crisi del sistema sanitario nazionale pone sulle spalle degli infermieri il carico più importante della crisi stessa, in quanto la carenza di personale e il riconoscimento economico scarno e insufficiente fa sì che questi professionisti vengano sempre più a mancare in un periodo e in un momento storico della nostra nazione e anche del nostro Veneto, dove l'invecchiamento della popolazione richiederebbe un numero di personale in costante aumento, mentre siamo in costante calo. Ecco, voi naturalmente come sindacato cercate di portare avanti queste istanze di migliorativi, evidentemente. Allora, quali sono le vostre priorità, le vostre scadenze in questo momento? Cosa va fatto per primo? Mi dica. Guardi, oggi io sono da remoto e sono da Roma, perché stiamo nella fase di avvio del rinnovo contrattuale del contratto nazionale. È chiaro che le risorse sono quelle che sono, perché le risorse stanziate in questo momento sembrano essere non sufficienti al servizio sanitario nazionale, però siamo qua per ribadire che l'orientamento delle risorse deve, per forza di cose, deve tener conto della questione infermieristica. La questione infermieristica è legata alla valorizzazione della responsabilità delle professioni sanitarie e infermieristiche, parlo anche di ostetriche e altri professionisti sanitari naturalmente che lavorano all'interno degli ospedali. Quindi intanto in questo momento abbiamo un fronte aperto che è il rinnovo del contratto nazionale. Sul piano Veneto lo scorso anno abbiamo partecipato ai lavori per il piano di attrattività che ha portato 50 milioni di euro per un triennio, quindi 150 milioni in un triennio, per valorizzare il disagio all'interno della professione infermieristica, non solo,
e quindi valorizzare tutte quelle situazioni dove diciamo, il lavoro notturno è particolarmente pesante, dove il lavoro anche diurno è particolarmente pesante, e parliamo soprattutto dei reparti medici e chirurgici che sono sempre più affollati e sempre più necessitano di incremento dei professionisti infermieri, perché l'uscita è sempre più importante, tant'è che dallo studio sul piano di attrattività è emerso chiaro che in Veneto entro il 2019 ci saranno, oltre a quelli che già mancano, e sono tanti, entro il 2029, oltre a quelli che mancano, che sono già tanti, ci sarà un ammanco di oltre 4.000 professionisti infermieri. Quindi voglio dire, la prospettiva fotografata dalla Regione Veneto già mette così un quadro drammatico, direi. Certo, Silvestrini, allora lei parlava del rinnovo del contratto nazionale, cosa serve per attirare i giovani? Allora noi sappiamo che già c'è un tema di crisi demografica, quindi c'è già materiale umano scarso, purtroppo c'è poca gioventù per i vari lavori, non solo quello infermieristico. Vediamo che c'è il reperimento anche di professionalità dall'estero, con tutto un tema che si apre anche su questo, ma cosa serve a questo contratto per essere più attrattivo allora? Innanzitutto io direi che bisogna rendere attrattiva questa professione, ancora attrattiva questa bella professione, perché oggi è la giornata dell'infermiere, bisogna dire che questa professione è una bella professione. Io l'ho praticata prima di fare il sindacalista per 40 anni e non me ne pento di certo. Diciamo che bisogna cominciare a incentivare i giovani e le famiglie dei giovani, perché ai miei tempi c'erano già le borse di studio negli ospedali regionali per incentivare gli infermieri alla frequenza scolastica specifica. Oggi la detassazione è una fase importante, adesso l'infermiere sappiamo è un professionista laureato, la detassazione delle tasse universitarie per andare incontro alle famiglie e ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera sarebbe una cosa assolutamente necessaria. Poi è chiaro che in un contratto nazionale dove le risorse sono date, il problema è come suddividere le risorse, perché se facciamo come al solito che dobbiamo accontentare tutti con le risorse date e facciamo una suddivisione matematica dove le differenze tra un professionista e un non professionista, non che tutti i lavoratori non abbiano una dignità, sono di 7-8 euro, ben lungi che un infermiere che avrà un gap differenziale di 8-10 euro dal nuovo assistente infermiere che viene proposto, perché c'è anche questa questione, è chiaro che si allontanerà dalla professione oppure andrà all'estero dove viene molto richiesto l'infermiere italiano e dove viene molto pagato in tutti gli stati, tant'è che siamo il fanalino di coda per quanto riguarda la questione economica legata ai professionisti infermieri, al riconoscimento dei professionisti infermieri. La valorizzazione della responsabilità professionale è una cosa imprescindibile, perché l'infermiere oggi assume in carico il paziente e ne assume la completa responsabilità sul piano assistenziale e della disponibilità delle cure. Senta, un ultimo passaggio le volevo chiedere, Silvestrini, visto che l'attualità ci propone questo spettro di questo virus, questo antivirus di cui si parla molto. Gli infermieri naturalmente sono una categoria esposta in prima linea rispetto a questo genere di emergenze e di nuove emergenze, no? Abbiamo vissuto il Covid, adesso abbiamo un sistema sicuramente più strutturato e con maggiori competenze anche in termini organizzativi per affrontare eventuali altre emergenze sanitarie. Con che occhio state guardando a questa
a questo antivirus e a questo tema del rischio pandemico o del rischio quantomeno di contagi che possono diffondersi? Guardi, si parla adesso col PNRR di strutturare le case di comunità. Le case di comunità sarebbero un presidio sanitario di prossimità dove l'infermiere può fare educazione sanitaria e può indurre comportamenti nel cittadino virtuosi anche rispetto all'igiene, alla sanità pubblica. Io credo che se sappiamo valorizzare questo filone, sicuramente l'infermiere avrà un impatto importante su quest'onda. È chiaro che nell'aspetto all'educazione sanitaria è un aspetto fondamentale per far sì che il cittadino impari a gestire l'assalto di microorganismi sempre più aggressivi e sempre più potenti, quindi direi che il primo passo è dare degli input di educazione sanitaria che passino attraverso questi professionisti. Benissimo, allora grazie infinite per il suo contributo Silvestrini e buon lavoro davvero a tutti gli infermieri. Grazie a voi e a tutti i telespettatori e viva gli infermieri. Grazie infinite per questo collegamento al referente del Nursing Up Veneto. Tra l'altro andiamo a vedere, prima di passare al prossimo servizio, il profilo social dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, regia, eccolo qua, perché oggi c'è proprio un post dedicato agli infermieri e allora si citano parecchi nomi, competenze. L'ULSS 2 scrive: nella giornata internazionale dell'infermiere vogliamo dire grazie a tutti e tutti loro per la cura, l'ascolto, la forza e il cuore con cui sono accanto alle persone nei momenti più delicati della vita. Il punto su questa professione indispensabile, importantissima e spesso e volentieri purtroppo in difficoltà, soprattutto negli ultimi anni, lo hanno fatto anche i colleghi di Vicenza, anche lì con i referenti del territorio di questa categoria. Andiamo a sentire cosa ha raccolto il nostro Daniele Garbin. Giornata internazionale dell'infermiere, siamo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Com'è Andrea Gregori del Nursing provinciale? Buongiorno. Buongiorno a tutti, ai telespettatori. Ecco, è un momento proprio anche, oltre a celebrare una figura importante istituzionale, ovviamente strategica nell'organizzazione sanitaria, è anche un momento di tracciare dei bilanci e soprattutto dei numeri per quello che è una professione che incontra e sta incontrando numerose difficoltà. Innanzitutto, quali sono le problematiche più diffuse? Le problematiche più diffuse sono l'attrattività della professione. Noi in Italia stimiamo che manchino dai 65.000 ai 100.000 infermieri. In modo particolare in Veneto si andrà verso una carenza attorno al 2030 di 9.000 unità e a Vicenza 1 migliaio di unità nei prossimi anni. L'altro dato preoccupante è la grossa fuga di infermieri verso l'estero. Sono stimati 30.000 professionisti che sono andati in cerca di un'organizzazione migliore del lavoro e di una retribuzione assolutamente più adeguata. Ricordiamo che in Italia siamo nella media OCSE, uno dei paesi col più bassa percentuale di infermieri per 100.000 abitanti, ci attestiamo fra il 6 e il 4 e il 6 e 9, mentre la media europea è di 8,9. Tra le tante cure che si erano ipotizzate c'era anche la possibilità di trovare un contratto appetibile, si diceva ci devono essere degli incentivi non solo economici ma anche di gestione del tempo. Su questo ci sono stati passi avanti, a che punto siamo? Allora, c'è una trattativa in corso anche oggi pomeriggio a Roma con l'ARAN, l'agenzia deputata alle negoziazioni del pubblico impiego, ma scontiamo lì anche un vecchio contributo delle altre organizzazioni sindacali in cui tengono poco in considerazione la specificità della professione infermieristica e tendono a spalmare gli importi su tutte le figure. Questo sta mostrando nel tempo una carenza di attenzione
che soprattutto le giovani leve, ricordiamo che in Italia è anche il paese con la più bassa percentuale di iscritti al corso di laurea, e questo non fa altro che disincentivare l'approccio alla professione. Ecco, parlando e tracciando bilanci, soprattutto in questo momento, non possiamo dimenticare uno dei elementi che erano un motivo di preoccupazione, cioè la sicurezza. Anche questo nei pronto soccorsi, nei corridoi, nella sicurezza soprattutto di vari tipi, fisica ma soprattutto verbale, è così? Sì, le aggressioni sono all'ordine del giorno e anche qui c'è necessità, come dire, di istruire degli strumenti che possano tutelare il personale. Qualcosa è stato fatto in termini esplorativi con le body cam e altre iniziative, ma non sono sufficienti per mettere, come dire, in sicurezza tutto il personale. Grazie ai colleghi di Vicenza, fin qui la pagina dedicata alla giornata internazionale dell'infermiere. E a proposito di persone che si spendono davvero quotidianamente per gli altri, andiamo a vedere quello che è stato il tributo a Villa d'Asolo per un volontario e alpino, Giuseppe Zanon, morto nei giorni scorsi mentre stava riparando il tetto della bocciofila. In tanti, tantissimi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Giuseppe Zanoni, il volontario, l'alpino, l'amico, il tuttofare, l'uomo dal grande cuore scomparso lunedì scorso in un terribile incidente mentre stava riparando il tetto della bocciofila parrocchiale a Villa d'Asolo. Le penne nere schierate per rendergli omaggio e poi un paese intero che si è stretto attorno alla famiglia. Sulla bara bianca un tricolore di fiori e l'immancabile cappello alpino. E poi le magliette della sagra paesana di cui era l'anima. Toccanti le parole di Don Roberto Maccatrozzo nel ricordare quanto Giuseppe sia stato per la comunità intera. Aveva il gusto della vita che condivideva con tutti, il senso di stare insieme, di vivere la gioia, la festa. È il gratuito che appartiene anche a Dio. Il locale gruppo Alpini e il gruppo spontaneo della Sagra hanno voluto donare 2 piante perché resti vivo e continui a fiorire tutto il bene fatto dall'amico Giuseppe Zanon. Grazie per questo bel gesto che fate e grazie a Giuseppe per tutto quello che è stato per le persone che ha aiutato, ma anche per la comunità. Queste dunque le immagini dell'ultimo saluto a Giuseppe Zanon. Noi adesso voltiamo pagina, andiamo alla notte di test che attende tra venerdì e sabato il nuovo ponte che collegherà il Bosco dello Sport alla rete viaria di Tessera. Il viadotto ha superato le prove statiche dopo la chiusura temporanea del raccordo autostradale verso l'aeroporto Marco Polo. Eccole le immagini delle prove di carico sul nuovo viadotto di Tessera, il ponte che collegherà il Bosco dello Sport di Venezia alla rete viaria principale. Il collaudo statico si è concluso con esito positivo dopo ore di verifiche e test tecnici. Per consentire i lavori è stato necessario chiudere temporaneamente il raccordo autostradale verso l'aeroporto Marco Polo in entrambe le direzioni. Il viadotto, realizzato in acciaio Corten, è lungo oltre 150 metri e pesa circa 1000 tonnellate. Durante le verifiche è stato sottoposto a un carico massimo di circa 350 tonnellate, superando tutte le prove previste. La chiusura del raccordo ha permesso anche l'installazione delle strutture metalliche per la nuova segnaletica stradale e dei pannelli a messaggio variabile, a servizio dell'area sportiva e aeroportuale. Nel cantiere hanno lavorato contemporaneamente una cinquantina di operatori con diversi mezzi di sollevamento. L'intervento sulla nuova viabilità del Bosco dello Sport, dal valore di oltre 30 milioni di euro, entra ora nella fase conclusiva dei lavori. E a proposito di viabilità, attenzione da metà settimana e poi nel fine settimana a Treviso, perché scatta la preparazione per la DJ10 che si corre proprio domenica. Da domani chiuso il parcheggio a ridosso delle mura cittadine, quello del patinodromo. Il sindaco Mario Conte chiede pazienza per i disagi. In città, dice, sono in arrivo oltre 15.000 persone.
DJ Ten, tutto pronto. Torna domenica prossima la manifestazione podistica organizzata dalla radio più famosa d'Italia e scattano i primi provvedimenti legati alla viabilità. Da mercoledì chiude il parcheggio del Pattinodromo, da sabato sarà vietata la sosta in alcuni tratti di Viale Nino Bixio e Piazzale Burchiellati, da domenica divieti di sosta saranno ulteriormente estesi alle parti della città interessata alla corsa, quindi attenzione soprattutto a chi parcheggia lungo il PUT. Anche quest'anno sarà possibile raggiungere il luogo della partenza Viale Vittorio Veneto con il servizio navetta. Con parchi e bus sarà possibile lasciare l'auto in uno dei due grandi parcheggi scambiatori, Sant'Artemio e Mercato Ortofrutticolo, e come sempre ci saranno i critici e gli scontenti dei disagi causati, di cui il sindaco è ben conscio. Se c'è stato e per i disagi che ovviamente ci saranno, sono il primo a scusarmi. È altrettanto vero che ci stiamo preparando per una grande festa che farà parlare di Treviso in modo importante a livello nazionale, quindi mi scuso per i disagi, mi sto allenando perché non voglio sfigurare accanto a Linus, però voglio dire, adesso sono molto concentrato sui cantieri, la sera un qualche chilometro riesco a farlo, quindi non sono poi così in forma, ma ce la farò domenica. Uno dei problemi è proprio il DJ Village, che come lo scorso anno avrà sede al Pattinodromo. Residenti ed utilizzatori dovranno trovare altre soluzioni per 5 giorni. Molti si sono già lamentati tra chi non ha visto i cartelli e chi non sapeva. In realtà il cartello con la chiusura del parcheggio è esposto da 15 giorni in tutte le entrate e uscite del parcheggio. Abbiamo fatto comunicati stampa, abbiamo utilizzato anche la vostra emittente per comunicare questo, lo abbiamo comunicato nei social 15 giorni prima la chiusura. Cercheremo di fare sempre di più. Ricordo che la settimana scorsa è partito anche un'azione di volantinaggio puntuale in tutto il percorso della DJ Ten che avvisa i residenti di questo grande evento che fa parlare di Treviso a livello nazionale, all'insegna dello sport, della cultura, del divertimento, dei giovani, delle famiglie e anche di quegli anziani che magari in questa fase si sono sentiti un po' trascurati. Allora, per scusarmi, voglio anche invitarli a partecipare alla DJ Ten. E una città davvero invasa nello scorso fine settimana è stata Genova per la Dunata Nazionale degli Alpini, la 97esima. C'è stata una grande festa, ma naturalmente chi non ha potuto essere presente a Genova ha potuto guardare e seguire lo sfilamento delle penne nere sulla nostra emittente. Record di ascolti per Media Nord-Est, oltre 1.330.000 telespettatori, con Antenna 3 che ha staccato nettamente le emittenti concorrenti. Battono i tamburi, si alza la musica. Immagini, suoni, voci in oltre 12 ore di diretta non stop. Gli ascolti della 97esima Adunata Nazionale di Genova incoronano Antenna 3 Televisione degli Alpini e di tutti coloro che amano le penne nere. Grazie per partecipare alle nostre iniziative. Entusiasmo, calore, vicinanza si sono intrecciati ad emozioni personali e ricordi via via che lo sfilamento delle sezioni alpine lungo le strade della città della Lanterna procedeva. Ed è proprio per questo fiume in piena, per questa partecipazione collettiva, che domenica 10 maggio 2026 resterà negli annali. Oltre 1.330.000 spettatori davanti allo schermo per seguire le emittenti del gruppo Media Nord-Est, vale a dire 37.000 utenti al minuto di fronte alla televisione. Da sola Antenna 3 ha totalizzato oltre 700.000 spettatori con un ascolto medio di 24.000 ogni minuto, staccando nettamente le emittenti concorrenti che hanno a loro volta mandato in onda la grande festa alpina. A riprova del forte attaccamento del territorio alle penne nere e dello stretto rapporto tra Antenna 3 e il suo pubblico, pronto fin dalle primissime ore di diretta a seguire la domenica alpina con un ininterrotto flusso di messaggi che dal mattino è andato avanti fino al passaggio della Stecca con gli alpini di Brescia. Genova rimane nel cuore col gruppo Media Nord-Est pronto ai prossimi eventi. Appuntamento a Gemona per il raduno Triveneto del 19, 20 e 21 giugno. Questa è la Gemona del terremoto del 1976. E dunque pronti ai prossimi appuntamenti. A Villa Beatrice d'Este, a Baone, invece, recentemente trasformata in museo e riaperta al pubblico, verrà premiato l'olio d'oliva più buono della regione.
Sarà il presidente del Veneto Alberto Stefani a presiedere la giuria che il 21 maggio prossimo a Villa Beatrice d'Este a Baone proclamerà il vincitore della 28ª edizione del premio Olio Euganeo. Il premio, istituito dal comune di Galzignano Terme, si svolge in collaborazione con i 9 comuni del territorio dei Colli e ogni anno incorona il miglior olio extravergine d'oliva ottenuto da olive prodotte e trasformate nel territorio del Parco Colli. Quest'anno abbiamo 32 aziende partecipanti, non sono tantissime perché effettivamente la campagna olearia dell'anno scorso non è stata delle migliori, però effettivamente abbiamo anche quest'anno delle eccellenze. Il 21 presso Villa Beatrice oltretutto avremo poi la proclamazione di quelle che sono le 3 aziende vincitrici e sicuramente saranno i 3 oli migliori dei Colli Euganei e soprattutto del Veneto. La coltivazione dell'olio d'oliva nell'area dei Colli Euganei ha origini sin dalla preistoria per la fertilità dei terreni. Il nostro è un olio considerato fra i fruttati leggeri che ha delle caratteristiche però molto importanti, mantiene la sua freschezza, il suo sapore e sentori di verde, di erba tagliata nel tempo, cosa che magari altri oli possono essere più intensi appena franti o a breve. I nostri oli hanno proprio questa caratteristica, dovuta a cosa? Dovuta al fatto che noi siamo in un clima abbastanza freddo. Il premio Olio Euganeo anche quest'anno ha ricevuto il patrocinio della provincia. Questo concorso è nato diversi anni fa, anno dopo anno ha portato in luce, in risalto quelli che sono gli olicoltori del nostro territorio, ma soprattutto la grande eccellenza dell'olio ai Colli Euganei. Quindi la provincia è lieta di sostenere questa iniziativa. E allora noi ci fermiamo qua, a me non rimane che spiegarvi un po' cosa avverrà dopo di noi, perché vi ricordo alle 13:30 alla fine della nostra prima edizione la nostra Alice Montagnier presenterà l'approfondimento stile italiano al progetto tra Italia, Slovenia e Croazia che promuove le eccellenze locali. Ospiti Marin Corva, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana CNI, Alberto Pierobona, amministratore delegato di MAP 3 Studio, e poi Andrea Seno, contitolare della biscotteria veneziana Carmelina, Vittorio Baroni, fondatore di Europa Adriatica Nord-Est. In collegamento Raffaele Ambruoso, amministratore delegato Aeroporto Nicelli Lido di Venezia. E quindi l'avete sentito, parleremo di questo progetto che promuove le eccellenze locali. Alle 15:45 il film Notre Dame de Paris con una splendida Gina Lollobrigida. Vi ricordo invece dalle 21:10 questa sera ritorna Ring, ospiti Elena Cappellini di Fratelli d'Italia, Alessandro Manera della Lega, Giovanni Tonella del PD, Alberto Gottardo, direttore di Radio Veneto 24, Ludovico Pizzo di Azione. Dalle 22:30 parleremo con Giada Messetti, giornalista e scrittrice de I bambini delle rondini. Appuntamento con Ring, l'orario in realtà è anticipato, per cui 20:45 appuntamento con Ring, con la nostra attualità politica. Adesso a me non rimane che ringraziare nuovamente Simone Merlo, Marco Gagliazzo in regia, lasciarvi alle previsioni del tempo che speriamo decisamente più positive di quello che abbiamo visto in queste ultime ore. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.